Due frane hanno interrotto la circolazione sulla provinciale 1 bis Madonna del Piave all'altezza della frazione di Caorera di Setteville e sulla ex statale 51 di Alemagna fra Rivalgo e Ospitale di Cadore. C'era da aspettarselo. Il forte maltempo di questi giorni ha riempito d'acqua i fragili versanti che costeggiano i principali assi della viabilità bellunese e gli smottamenti si sono manifestati con puntualità. Ieri nel tardo pomeriggio a preoccupare è stato lo schianto di un grosso masso del peso stimato in circa una sessantina di quintali precipitato sulla carreggiata della sinistra Piave. Alle 18 l'ordinanza emessa da Veneto Strade dopo un primo intervento dei rocciatori non ha lasciato scampo. La strada è stata chiusa e lo sarà fino a quando il versante non sarà messo in sicurezza. Questa mattina l'allerta è scattata sulla ex 51 di Alemagna, chiusa per 3 chilometri fra Ospitale e Rivalgo a causa di una frana precipitata sul sedime stradale. Squadre dell'ANAS al lavoro per ripristinare la viabilità che è stata gestita dalle forze dell'ordine. Intanto ieri i geologi della provincia hanno eseguito un sopralluogo tecnico a Selle di Gosaldo, dove domenica una frana ha isolato per alcune ore la frazione agordina. Il comune ha realizzato una pista di passaggio per permettere ai 5 residenti isolati di muoversi. Si tratta di un problema non nuovo che la provincia ha segnalato anche al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile con priorità di finanziamento. Nel frattempo ci sono due ipotesi sul tavolo: la messa in sicurezza del versante oppure la costruzione di una via d'accesso alternativa alla frazione. Per entrambe servono ingenti risorse economiche, sia per la progettazione che per la realizzazione.